Matteo Botteon ha iniziato all'età di 16 anni ad andare con la moto da cross. Poco a poco si è avvicinato al mondo del freestyle e dopo qualche anno e molte ore di allenamento è arrivato a partecipare a numerosi show con i migliori riders del mondo. Allora, dobbiamo scegliere delle foto da mettere nei social del campus. Prova a vedere secondo te qual è carina. Una delle più belle. Beh, questa è carina. Sì. Questa... Secondo me questa. Sì, questa è carina. Sì, questa è carina e... Sì. Anche questa. Sì. Ecco fatto il bagnetto! Che profumata che sei, amore! Ciao amore! Saluta mamma e zia, amore! Fai ciao! Ciao! Bacino, bacino! Ti piacciono? Sono venute bene, Sì, sì, perfetto, perfetto! Abbiamo scelto questa che ci sei anche te. Ti piace? Molto carine, ma le posti oggi o... Ok, perfetto. Così poi in caso le condivido anche io nei social. Ok, perfetto. Ma che ore sono? Le 8:05. Cavolo, tra 10 minuti parto allora, perché oggi invece di stare al park ci spostiamo e andiamo al pistino giù a Belluno. E siccome sicuramente arriveranno prestissimo i bambini, è meglio che mi muovo, anche perché saranno gasati ad andare in moto. E quindi meglio che ci vado subito. Matteo e Anna gestiscono 2 aree dedicate alle moto da cross. La prima è ideale per insegnare e imparare le basi della moto. La seconda, adatta a chi ha acquisito un buon livello, è un circuito che può essere modificato in base alle esigenze e alle abilità dei piloti. Let's all have fun, 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 all day, all night. Let's all have fun, 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 till the morning light. Let's all have fun, 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 oh you know, 'cause it just feels right. Oh yeah, let's all have fun, 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 fun. Let's all have fun, 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 fun. Let's all have fun. Io ho iniziato ad andare in moto all'età di 16 anni, però la mia passione era saltare, quindi ho investito tempo e forza per crearmi tipo un atterraggio e una rampa di legno. Matteo, per apprendere la difficile e adrenalinica disciplina del freestyle motocross, ha frequentato la scuola di Alvaro Dal Farra, famoso pilota e coach di livello internazionale. Adesso ho venuto a sapere che Alvaro faceva una scuola di circa 10 giorni dove lui sul suo park faceva provare le rampe. Io mi sono iscritto subito e sono andato con la voglia di imparare, quindi sapevo già saltare un pochettino fino a 14-15 metri, però mi sono presentato come neofita totale e secondo me è stato un bene perché mi ha proprio preso da zero fino ad arrivare alla mia misura in cui ero arrivato. Poi mi ha lasciato comunque continuare ad allenarmi fin quando sono diventato più bravo, ho saltato da distante, ho cominciato a allargare la mia trick list fino ad arrivare poi a fare backflip e a inserirmi su eventi e gare a livello mondiale anche. L'idea di creare un motocampus è nata dopo una lezione tenuta da Matteo in una scuola. Lui e Anna si sono resi conto che moltissimi bambini erano interessati a conoscere il mondo del fuoristrada, ma non esisteva nessuna realtà sportiva che insegnava questo sport. La prima parte della mattinata di solito è più tranquilla, nel senso che appunto passano alcuni momenti seduti nel gazebo in cui Matteo o gli fa vedere i video oppure si fa qualche esercizio seduti con calma, oppure si spiega l'importanza delle protezioni, varie attività comunque sempre legate al mondo della moto. Dopodiché da metà mattinata in poi si parte alla parte pratica, quindi i bimbi salgono in sella alle moto e lì faranno vari esercizi in base anche alle loro abilità. Buongiorno ragazzi, bentornati. Oggi siamo su una differente location, siamo in un fettucciato. Il fettucciato l'ho disegnato io, praticamente è un tracciato dove ci sono delle curve un po' più difficili, dove ci sono dei sassi, dove è un po' più dura finire il giro. E questo è lo step per poi passare alla vera e propria pista di motocross. Matteo, ma ci sono salti in questo fettucciato? No, qui non ci sono salti, questo è un fettucciato e segue le conformità del terreno.
è molto tecnico perché ci sono delle curve veloci e delle chicane e alcuni rettilinei dove si arriva veramente tanto veloci. È un po' il sogno proibito, è un po'... vedono il campus come il mezzo per imparare a poi riuscire ad andare in pista da soli. La pista la vedono un po' come un percorso molto più difficile di quello che si fa al campus, quindi una volta arrivati lì si sentono onnipotenti. Matteo, ma perché ci sono moto più piccole e moto più grandi? Beh Evan, perché da piccoli si comincia col 50 monomarcia come avevi anche te prima, poi si passa al 65, quello che hai te attualmente a marce, per poi passare all'85 e 125 che sono rispettivamente le moto più grandi. Faccio un po' di differenza tra i vari tipi di moto, 2 tempi, 4 tempi, poi spiego un po' cos'è la moto da enduro, da motocross e da freestyle. E gli ho spiegato un po' la differenza, il perché si chiama 4 tempi, il perché due tempi, perché sul 2 tempi si mette la miscela e sul 4 tempi invece no, perché dal 2 tempi ha la marmitta più grossa, il 4 tempi c'è un tubo che esce, fino ad arrivare al proprio vero funzionamento, quindi la parte dentro del 4 tempi con le valvole, il 2 tempi che regola l'aspirazione con le lamelle, il pacco lamellare, fino ad arrivare poi al suono diverso del perché. Il fettucciato si trova su un terreno che abbiamo in gestione con l'associazione sportiva e si trova lungo il corso del fiume Piave. Matteo, dove nasce il Piave? Bravo Edo, però questo ce lo spiega Anna. Chi non conosce il fiume Piave? Questo fiume, che nasce dal Monte Peralba e attraversa le province di Udine, Belluno, Treviso e Venezia, sfocia a Cortellazzo, a pochi chilometri da Jesolo. È certamente famoso per essere fiume sacro alla patria, titolo che ebbe dopo il primo conflitto mondiale perché teatro della difesa dell'Italia dopo Caporetto. Tra le particolarità della storia di questo fiume, la gran cura che di esso vi fu da parte della Serenissima Repubblica di Venezia. Era una sorta di autostrada sulla quale fluitava il legname del Cadore, fondamentale per la costruzione di Venezia stessa e delle sue navi, con le quali governava i commerci nel Mediterraneo. Oggi il suo corso rispetto a ciò che era è di molto scemato, anche per le tante opere che sono state realizzate nel tempo per sfruttarne l'uso in termini idroelettrici. Nonostante tutto, è ancora uno dei pochi fiumi naturali europei navigabili ad esempio con le canoe e in questo senso si sta sviluppando un turismo ancora di estrema nicchia, ma che con il tempo non potrà che richiamare da tutto il mondo un nuovo tipo di frequentatori. Parlare di ambiente, di natura ai bambini, specialmente coi tempi che corrono, secondo me è importantissimo, perché è importante insegnare ai più piccoli a rispettare l'ambiente, a non lasciare immondizie in giro, cosa che purtroppo al giorno d'oggi la cura per l'ambiente è un valore che si è molto perso purtroppo. Noi al campus gli insegniamo, seppur andando con le moto ed essendo la moto un mezzo che viene visto un po' nemico diciamo dell'ambiente, gli insegniamo a rispettarlo, a non rovinarlo per quanto possibile e soprattutto l'importanza di raccogliere sempre ciò che si lascia. Bene, ora che avete capito l'importanza del fiume Piave, tra poco entreremo in pista con le vostre moto. Siete pronti? Sì! Bene ragazzi, cominciamo col riscaldamento. Adesso fate una bella corsetta qua intorno a questo anello e rientrate qua, ok? Belli stretti, compatti e non esagerate, solo riscaldamento. Pronti? Vai, via! Su, 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 su! Evan rallenta, Giacomo anche! State insieme, fate gruppo! Fermi, fermi, perfetto! Adesso siete caldi. Ora andiamo a accendere le moto, l'ultimo che si cambia spinge la moto fin qua. Dai, su, 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 su!
Io della moto ci ho fatto la mia vita e il mio lavoro e ho capito che bisogna portargli rispetto e soprattutto bisogna cominciare capendo quello che c'è da fare e poi pian pianino aumentare il livello. Non si parte senza avere un punto di riferimento, un obiettivo. Dai ragazzi, su, venite! Edo, mi dispiace, sei l'ultimo, quindi ti tocca a spinta. Senza capottarvi, dai, su. Ragazzi, adesso è arrivata anche Anna, cominciamo con un esercizio dove mi state a seguire in piedi dietro di me, ok? Molto semplice. Bravi ragazzi, bene in piedi, vi ho visti belli concentrati e carichi. Unica cosa, ricordatevi di stringere bene con le gambe, di avere gli avambracci un po' piegati in modo da riuscire a ammortizzare tutti i buchi che ci sono qua. Come abbiamo detto prima, non ci sono salti ma i buchi si sentono, quindi oltre a far lavorare le sospensioni lavoriamo anche noi col corpo, ok? Anna vi controllerà e guarderà se avete le gambe strette, in caso vi farà segno di stringerle, ok? Oggi come sempre mi hanno chiesto di fargli vedere un trick e non ho esitato, gli ho fatto vedere subito Art Attack Indian, quindi mi aggrappo alla sella e sforbicio con le gambe verso l'alto. Trick abbastanza semplice, è uno dei trick che si impara come prima cosa, quindi si prende il grab, si prova sempre a spingere di più fin quando si arriva ad essere in verticale sulla moto, solo appesi per la sella e pian pianino si sforbicia. Al termine della giornata i ragazzi erano stanchi ma felici e non vedevano l'ora di raccontare ai propri genitori le emozioni della pista. Domani, purtroppo, sarà l'ultima giornata del Motocampus. Mi passi il sale per favore? Perché è poco saporita? No, però mi ci manca un pizzichino di sale. Ok. Sei contento di oggi? Sì, anche i genitori a bordo pista erano veramente gasati dei bambini, fighissimo. Bravi per essere la prima volta che vanno infettucciato, eh? Sì, perché non è come su un prato normale, là c'hai le buche, i sassi, le curve, i saltini, non è facile, e sono stati veramente bravi. Ma hai visto le bambine che brave? Beh, le bimbe, finché non tolgono il casco non capisci che sono bimbe, anzi hanno la stessa grinta che hanno i maschietti, quindi top. Sì, sì, è vero, poi è comunque uno sport che ti tempra il carattere. Beh, certo. Cruising down the highway, the right way. Yeah, yeah. All them pretty girls do is look my way. Hey, got that whip, whoa. Cruising down the highway, the right way. Yeah, yeah, yeah. All them pretty girls do is look my way. Hey, got that whip, go up and down like the booty of a stripper. Up and down.